Ok, ci siamo. Buonasera. Ciao Silvia. Buonasera, ciao Paolo, buonasera a tutti. Come stai Silvia? Io bene, tu? Bene, 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 bene. Bene. Allora, ragazzi, finalmente partiamo con il primo esercizio di questa challenge che ci siamo inventati. Andiamo abbastanza spediti stasera perché insomma non vorrei fare le solite nostre dirette da 2 ore e mezza, no? Meglio che No, partiamo subito veloci, sono già spediti carichi che e dopo devo vediamo di andare a dare subito ballare informazioni. e a far festa e aperitivi e via. Allora, intanto, buonasera a tutti, vedo che si sta collegando un po' di gente. Diteci Ciao. se si sente, se si vede, se è tutto forte e chiaro, commentate che così si aumenta anche l'engagement di questa diretta. C'è già chi sta cercando di dire ma tu ci sei? Vedo già Elisa che si sta buttando a coinvolgere gente. Ciao Elisa. Brava Elisa, grande, Ormai è grande una Elisa. nostra affezionata, l'Elisa di là con il gruppo. Vai Ma prossimo, pronti con gli appunti che ormai li abbiamo educati a prendere note. Post-it ne avete? Io. Esatto. Allora, nel frattempo che si collega un po' di gente, spiego al volo cos'è questa Local Lab Challenge che ci siamo inventati. Chiaramente Local Lab, per chi non lo sapesse, è il nome che abbiamo dato al nostro progetto, partito come Torniamo Presto, no? Durante il lockdown. Da Torniamo Presto, per chi magari si è unito al gruppo negli ultimi giorni, abbiamo creato un gruppo Facebook, questo gruppo che è cresciuto sempre di più, adesso siamo 1450 e passa. Approfitto per dirvi di invitare altre attività all'interno del gruppo, perché questo è un gruppo privato, un gruppo riservato, dove diamo una marea di contenuti, come potete vedere da tantissimi mesi, facciamo dirette, pubblichiamo post, cerchiamo di farvi capire il mondo Esatto. digitale dell'innovazione da dietro le quinte, diciamo, io e Silvia lavoriamo in questo ambiente da tantissimi anni, Un po' di anni. una quindicina d'anni io e Silvia più o meno anche, e quindi insomma il nostro compito, la nostra missione, se vogliamo chiamarla così, è quella appunto di farvi da supporto, da spalla in questa sfida che appunto la pandemia ha accelerato, che è quella di digitalizzare la vostra attività. La Quindi vostra sappiamo attività. che adesso stanno spuntando una marea di freelance, agenzie che si propongono, che cercano di vendervi le formule magiche. Noi cerchiamo anche da fare da filtro e accompagnarvi magari in questa Esatto. cosa. Sempre con la strategia alla Ehm, base, che sapete che è una parola ok. che a me e a Paolo piace, perché cerchiamo di farvi capire quanto sia importante che siate Mm. voi i primi a capire cosa c'è da fare, voi i primi a iniziare a metterci le mani, anche se poi un giorno affiderete ad altri, ma è bene che siate proprio i protagonisti delle vostre strategie, delle vostre campagne, di quello che fate. Ed è quello che abbiamo fatto anch'io e Paolo nel tempo, perché le abbiamo provate tutte, dalle campagne stampa alla TV, ai social, a tutto quello che poi è Ai servito per volantini. cercare di... Eh? Anche i volantini, io ho provato anche i volantini anni Anche i fa. volantini, io ho anche Immagino l'onda dei volantinato, devo dire la volantini. verità. E devo Ecco. dire anche la verità, Paolo, questa la racconto, che quando ero in un franchising e spingevo a volantinare agli eventi, a un certo punto un franchisee mi ha detto, sì, ma tu non saresti capace. Ho preso, sono andata, mi ricordo, a Como, dove aveva la sede, e abbiamo volantinato insieme e poi ero andata anche a Pisa a farlo perché davamo i volantini in mano alla gente. Minchia. Vabbè, Si insomma le abbiamo provano provate tutte. tutte ragazzi, le abbiamo viste di qualsiasi cosa. Ecco, allora, l'idea di questa challenge che durerà 7 giorni, quindi parte oggi e finirà giovedì, no, venerdì quando finisce. Vabbè, insomma, dura una settimana. È Beh, insomma, diciamo, un venerdì modo un prossimo, po'. perché noi l'ultimo input lo diamo il giovedì sera e il venerdì hanno il tempo di realizzarlo e di farci vedere come si stanno comportando. Esattamente. Esatto, è un modo, ecco, per sfidare, non sfidarvi tra di voi o con altri, ma sfidare voi stessi, no? Quindi abbiamo pensato degli esercizi da farvi fare, dei piccoli esercizi, alcune sono cose magari molto semplici, che per qualcuno magari è banale, però non tutti hanno un livello di conoscenza del digitale uguale agli altri, quindi insomma alcuni esercizi Esatto. sono semplici, altri un po' più complessi. È un modo, ecco, per farvi entrare avvicinarvi sempre di più in questo mondo
e mettervi un po' alla prova, no? Quindi abbiamo pensato a 7 esercizi. Ogni sera faremo una live come questa alle 9, durerà alcune volte magari 10-15 minuti perché l'esercizio è semplice, alcune volte, come ho paura stasera, durerà un po' di più. Quindi, perché l'argomento di stasera è molto molto interessante, perché appunto è quello di capire quali sono gli errori banali e diffusissimi che fa il 90 e passa per cento delle persone che magari si avvicina al mondo delle pubblicità su Facebook, su Instagram o in generale al mondo dei social. Io appunto avevo pubblicato qualche giorno fa nel gruppo un post dove vi dicevo: questa è una ads, quindi una pubblicità che a me è comparsa sul mio Facebook. Cosa ne pensate? Cosa che si può migliorare? Dove sono gli errori, no? E voi avete commentato, avete scritto i vostri commenti, e questa sera insomma andiamo ad analizzare questa campagna, andiamo a vedere quali sono gli errori che sono stati fatti. Il nostro non è un modo, non vogliamo criticare chi fa queste cose, chi fa le campagne, che magari non lo fa con la giusta consapevolezza. Il nostro è un modo per farvi capire quali sono gli errori che voi potete evitare, evitando di sprecare budget, no? Sì, anche perché è facile buttar via in Ultima poco cosa, un e centinaio di poi euro anche, eh. iniziamo. Più. Ti sento a scatti. Ti vedo frizzata, non so se è un problema Ti mio. vedo frizzata. Io non ti vedo benissimo. Ok. Adesso ti vedo. Adesso ti vedo bene. Dicevo Vai che è pure, facile Silvia. buttare via anche qualche centinaia di euro e insomma magari potremmo spenderli altrove tutto sommato alle volte, quindi piuttosto di buttarli via è bene fare attenzione a alcune cose. Esattamente. E poi, altra cosa che era in serbo per stasera, che dovevamo dirvi, è che abbiamo detto e qua si è frizzato tutto. Ovvio, Abbiamo problemi di connessione stasera. un po' sì. Ti vedo qui. Ci date dei segnali di vita, ragazzi? Ci dite se si sente, se si vede, perché io vedo la connessione traballante, sia per me che per Silvia. Se ci date dei feedback, Diteci, ragazzi, se ci vedete e ci sentite normalmente. sì, Sì, ci frizzate, non frizziamo. si sente bene. Ottimo. Ok. Da noi c'è il temporale. A volte A Paolo volte si vede come fa? frizzato. Quindi la farai tu allora l'analisi della pubblicità, Silvia? Sì. Ah, lo lasci a me. Vedi? Sono segnali del destino, Io volevo allora. far fare il prof a te stasera, invece no, tocca sempre a me. E vabbè, Vabbè. finché si sente, ogni tanto si ferma. Vabbè, dico l'ultima cosa, poi ti lascio a te la parola, Silvia, sull'analisi, ecco, di questa campagna. Volevo appunto avvisarvi che ok, tutto ok, sembra che si sia ripristinato. Volevo avvisarvi che io, Silvia e un'altra persona, un altro professionista, abbiamo creato un corso online per gestire le campagne su Facebook, ok? Sì. Avevo pubblicato un post un paio di settimane fa in cui chiedevo quanti erano interessati a questa cosa, dato che più di qualcuno ci aveva scritto in privato di voler saperne di più su come gestire le campagne su Facebook, come crearle, eccetera, eccetera. C'è stata una marea di persone che hanno dimostrato interesse, insomma, a voler imparare a gestirsi da soli le campagne, senza magari rivolgersi ad agenzie esterne, e quindi abbiamo detto, vabbè, contentiamo il gruppo, facciamo questo corso. Quindi da questa sera abbiamo aperto le prevendite, il corso sarà disponibile il 30 di gennaio, però apriamo le vendite da questa sera fino appunto al 30, ad un prezzo anche scontato, tra l'altro, e vi metto intanto il link, però non andateci subito, magari seguite intanto la diretta, poi potete andare anche dopo. Questa è la pagina dove potete acquistare la prevendita del corso.
e quindi è un corso che abbiamo pensato apposta per negozi e attività locali, è proprio specifico per questa categoria di Con versione logica. esempi anche molto, molto pratici. Esattamente, perché appunto la nostra, come chi è all'interno di questo gruppo da mesi sa, noi affrontiamo tutto con la massima praticità, quindi poca teoria, quella che serve, e tanta pratica, per mettere subito appunto in pratica i consigli che diamo, no? Ok, allora, poi magari vi diamo un po' di info in più sul corso. Intanto andiamo ad andare ad analizzare la sfida, l'esercizio di questa sera. Allora, Condividi tu lo condivido schermo, condivido io. schermo. Sì, faccio io che ce l'ho qua pronta. Makoto, eccola qua. Il nostro amico Makoto ormai, perché l'abbiamo La visto e abbiamo... scuola, la scuola internazionale, si vede? La Sì. Scuola Internazionale di Arti Marziali. Allora, Aspetta che tiro via il banner qua. Tu intrattieni intanto, io tiro via il banner, trattieni i nostri ospiti. sì, io Allora, intrattengo gli ospiti. faccio una premessa io. Faccio una Quindi niente premessa, dato che online, non questa... ho capito. Come? Qualcuno ha scritto, quindi niente online? Ah, forse il corso intende? Ah, No. ok. Sì, il corso non sarà in diretta, è un corso che viene registrato, quindi ce l'avrete disponibile, sia, lo potete vedere sia da PC, da smartphone, da qualsiasi roba, ma Ah, ve lo spediamo anche a casa. Cioè ci sono due biglietti, diciamo due versioni, c'è quella solo digitale, ma anche chi vuole glielo spediamo direttamente a casa in chiavetta USB. Comunque poi vi diamo tutte queste informazioni qua. esatto. Ecco, allora faccio una premessa su questa AZ, e poi ti lascio la parola, così dai anche tu delle impressioni a riguardo. Questa è una campagna pubblicitaria che io mi sono trovato nel mio Facebook e E tu anticipo... Paolo, in realtà ci confermi che non sei andato fuori regione ultimamente, no? Ma che mi risulti no, almeno a No. Trieste non mi sembra di essermi avvicinato tanto a quella zona, no? Quindi E già poi io questo mi mi fa un po' ricordo pensare. ancora quando io dicevo, ma io, per carità, sognerei tanto di andare in Sicilia, però mi capitava che su Instagram, Facebook mi arrivava la pubblicità della arancineria di Palermo, di Enna e così, e sinceramente mi sembrava che sti poveretti che poi non facevano consegna a domicilio, non spedivano con e-commerce, si stessero sprecando il loro budget, considerato che è vero che giravo come una trottolina prima del Covid per il lavoro, ma vi assicuro, tutto sommato, fino a Napoli arrivavo, in Sicilia non ci sono ancora arrivata. Quindi è un peccato perché in realtà Paolo potrebbe anche essere che a te venga voglia di fare arti marziali a casa in questo periodo perché loro stanno promuovendo qualcosa anche di live, però allora a quel punto c'è un piccolo problema tecnico perché non c'è scritto le arti marziali per tutti, poi mi compare Makoto Scuola Arti Marziali a Trieste che mi stona visto che tu sei a Vicenza, no? Mi senti? Ti sento chiara come se parlassi da un sommergibile più o meno. Come da un Ho sommergibile. sentito solo mi senti, l'ultima parte. Non sento una mazza, ti ho sentito proprio a scatti, per dirlo in francese. Mi senti? Mi sentite? A te ti vedo frizzato. Mm. Esatto, brava. Chi è che ha scritto? Cosa ce ne facciamo di questa scuola se è a Trieste? Scusate, ma vedo Paolo frizzato e credo che forse continuate a sentire me perché mi sembra di avere una buona connessione. Paolo si è duplicato nel frattempo. Sono doppio, che figo. Come Perché faccio a rimuovere l'altro? Rimuovi. Ok, devo rimettere lo schermo, scusami.
Bellissima. Benissimo. C'è chi ci sente benissimo entrambi. Tu Paolo continui a sentirmi oppure... E adesso sembra un po' meglio, dai. Ok, se vuoi condivido io lo schermo che magari tu Sì, dai, che così forse è una rubi connessione un meno po'. banda, che io ce l'ho Vai, aperta la ads, quindi posso vai, vai. condividerla anch'io. Allora, Arrivo, quello che Silvio fa, appunto, scherzavamo su questo fattore, ma eh, questo è il classico errore banalissimo che si fa. Io non riesco a capire come si possa ancora fare errori di questo tipo, ma probabilmente sì. Sono persone che stanno provando a schiacciare quei bottoni, no, che anche a voi verranno fuori, promuovi o sponsorizza, no? Quando pubblicate un post viene fuori sponsorizza, quelle cose. Ecco, addirittura mi sa che questa potrebbe essere anche una ads, Paolo, presa dallo sponsorizza il tuo sito web, quello che c'è direttamente sulle potrebbe pagine anche Facebook. essere. Potrebbe Potrebbe anche anche essere, che è rischiosissima, perché se non avete il sito connesso bene a Facebook, cioè se non avete i codici impostati bene, rischia di tirarvi su le immagini più brutte, i testi che non funzionano e vi capita che è vero che come qualcuno dice di voi che sì, lo fanno online, quindi volendo uno potrebbe partecipare anche da canicattì. Però comunque questa pagina si porta fuori poi Makoto Scuola di Arti Marziali di Trieste. Allora a quel punto Makoto da Trieste a tutta Italia potrebbe essere più bello scrivere, no? Esatto, anche perché io sinceramente, che quando mi sono... Adesso, dato che vedo che vi piace, no, fare l'analisi degli errori delle ads, guardo Facebook principalmente o per il nostro gruppo o per trovare La campagne gabola. pubblicitarie, insomma, che sono un attimo rivedibili. Io dico, io sono a Vicenza da un po' ormai, no? Perché il mio tragitto è casa-ufficio, ufficio-casa, quindi non è che vada tanto in giro per il mondo in questa fase. Se fosse un commerciale che è sempre in giro per il mondo, lo dico, vabbè, questo magari l'algoritmo di Facebook è un attimo sbagliato, però in questo caso è un po' improbabile. Io dico, ma perché io dovrei essere interessato a una scuola arti marziali di Trieste? Per quanto bravi siano, perché poi c'è stata una persona del gruppo che ha detto, io li conosco, è una scuola validissima, sono molto conosciuti a Trieste. Ok, ma sono conosciuti appunto a Trieste, io sono a Vicenza che quanti saranno? 200 km, 150, insomma, non andrei a fare un corso di karate a 150 km. Scopro poi che leggendo magari all'interno siamo aperti online, non si capisce, è un corso online, è un corso su Zoom, forse sì, perché vedo in piccolino che è scritto Zoom. C'è scritto Zoom qui. C'è scritto Zoom, ma secondo voi, ok, unisciti a noi nelle lezioni live online, ma secondo voi io che sono a Vicenza, che sto scorrendo il mio Facebook tra una stupidaggine e l'altra che c'è all'interno, perché dovrei essere colpito da questa campagna dove, come qualcuno aveva segnalato, le parole sono tranciate, no? L'entra è tranciato, è orribile da vedere. C'è sto Mac, sto computer con delle immagini che se sì, ragionandoci probabilmente è la scuola online di karate, eccetera, eccetera. E poi queste scritte che non si capisce bene cosa vogliono dire. Sì, anche Io perché poi parliamo sempre dell'importanza del logo, del marchio, eccetera, ed è vero che c'è qui in piccolino, ma poi qui è tagliato, che è ancora più brutto, no? Perché non si capisce poi più niente. Esatto, ma il fattore è proprio che io questi non li conosco minimamente, non capisco perché io dovrei andare a cliccare su sta roba, dato che non so chi siano, non mi interessa il karate, perché poi adesso bisogna capire come hanno definito il target che deve vedere queste pubblicità. A me assolutamente non interessa il karate, sono di Vicenza e soprattutto non mi dici la cosa più importante, chi cazzarola siete voi? Cioè, perché io dovrei andare a unirmi alle vostre lezioni live online con 9 maestri, 10 discipline e poi non si sa cosa perché è tranciato. Quindi il Qui problema vi qua, faccio vedere la come visualizzazione spiega, da mobile, tra l'altro, cioè io vedo subito un computer con un entra, siamo aperti online perché cade veramente tanto l'occhio su quel rosso che sì, spicca. E quindi, come dice Paolo, dico, chi sono questi? E guardate come compare da mobile poi il tutto tagliato qui, no? Si taglia proprio male. Questa è la visualizzazione da un telefonino.
Sì, il problema qui, a parte che non hanno neanche messo un testo, perché nelle campagne di Facebook sopra, diciamo, a quella roba rossa che c'è, si può mettere un testo, no, che spiega, che mi dia un motivo per fermarmi in questa pubblicità, leggere, capire se è una cosa che mi interessa e poi andare a cliccare eventualmente. Tutto questo ragionamento che noi stiamo facendo in 5 minuti, le persone non lo fanno in 5 minuti, no? Lo fanno in forse un secondo, meno di un secondo, perché è tra un Esatto. swipe e l'altro, ok? Quindi se tu non mi attiri immediatamente, intanto vedo Silvia frizzata, spero che... Ok, Io ti perfetto. sento. Adesso... Bene. Quindi, come avevamo visto anche l'altra volta con la cantina, no? Anche loro cercavano immediatamente di vendere, quelli erano ancora più, come si dice, più ottimisti perché cercavano, non so se avevi visto Silvia la diretta che avevo Sì. fatto, cercavano di vendere, cos'erano, 7 bottiglie per, una confezione da 7 bottiglie erano 10 confezioni, tipo 70 bottiglie per un valore non lo so di quanto, così al primo incontro, no? Come se io uscissi per strada e incontro uno che mi dice: ascolta, vuoi questa fantastica promozione? Abbiamo per te 70 bottiglie al prezzo di, che ne so, di 65. Cioè bisogna fare anche un po' questo ragionamento, no? Facebook è una specie di piazza dove la gente va per farsi gli affaracci degli altri, non va per comprare le bottiglie di vino o per fare i corsi online di karate, no? Quindi cercare di vendere subito senza spiegare poi prima il perché, il chi siamo, il cosa facciamo, eccetera, eccetera, è un erroraccio abbastanza diffuso. È un po', Paolo, scusami, mi viene molto da sorridere perché spesso parliamo di marketing online come se fosse chissà che cosa, no, eccetera, ma le dinamiche del marketing online assomigliano tantissimo a quello che succedeva un tempo offline. Mi viene in mente chi erano i più bravi venditori tra quelli che ci pensavamo erano, non so se, cioè, tra gli extracomunitari non me ne vogliano, che poi ti vendevano l'ombrello proprio, avevano pronto l'ombrello quando pioveva, no? Quello era perfetto perché io avevo bisogno di un ombrello, ero senza e lo compravo. Ecco, le dinamiche del marketing online, le dinamiche delle campagne Facebook ricadono anche qui. Le persone che hanno bisogno, le persone che magari ci conoscono, le persone che possono avere anche una leva in quel momento per decidere di avvicinarsi al nostro post. E qui effettivamente, tra l'altro, Paolo, mi sa che tu come interesse arti marziali non è che ce l'hai tra i tuoi interessi principali, o sbaglio? Ma ho praticato Taekwondo per forse 2 mesi e mezzo quando avevo 15 anni, ecco, quindi non E so non se hai fatto in tempo a l'algoritmo, scriverlo su Facebook, diciamo, forse 15 anni. l'algoritmo di Facebook con la sua intelligenza artificiale è entrato nella mia testa, ha capito sta roba, però Mm. mh, ecco, quello è stato l'unico approccio con sto mondo qua. Ma Silvia, allora, partendo dal fatto che questa ads è completamente cannata, diciamo, no? Purtroppo per loro. Tu cosa faresti se fossi la titolare di questa Makoto, Scuola Internazionale di Arti Marziali, e volessi attirare nuovi iscritti per le lezioni di karate online, che immagino siano quello che vogliono fare questa scuola? Da dove partiresti? Bah, allora, innanzitutto partirei da quel nascosto diretta dal maestro in qualche modo, e quindi tirerei fuori i famosi punti di forza di questa scuola, cioè cercherei di farli emergere tramite dei contenuti che avvicinino chi non mi conosce alla mia serietà, alla mia autorevolezza, no? A tutto quello. A proposito di serietà. La prossima diretta vediamo Paolo col kimono. Io vorrei cercherei di spingere chi non conosce la scuola a conoscere il perché può valer la pena di avvicinarsi a questa scuola. Non ultimo, cercherei di dimostrare, perché anzi di chiedermi quali potrebbero essere i limiti psicologici che una persona può avere nello scegliere di frequentare un corso di arti marziali online, che può essere, ma se io manco so star su una gamba sola in equilibrio quando devo prendere qualcosa dallo scaffale del mobile, no? Dallo scaffale più alto della cucina,
le arti marziali di per sé di solito sono qualcosa che riguarda l'equilibrio, che riguarda anche il dinamismo, l'interazione. Devo cercare di dimostrare che è possibile fare arti marziali anche online. E questo devo trovare tutti i modi per dimostrarlo. Quindi dalle contenuto informativo, dimostrativo, che mi fa vedere che è possibile farlo, a quello di autorevolezza che incomincia a farmi capire che se in qualche modo io ho espresso un interesse per le arti marziali nella mia storia sui social o nella navigazione dei siti, informazioni che Facebook ha e le vedremo nel corso come è possibile poi identificarle e riuscire a scremarle per bene per andare sul target giusto, ok, posso iniziare a far avvicinare questa persona al maestro, alla sua capacità esplicativa, al fatto che le persone si divertono, imparano, quindi userei anche magari le testimonianze, cioè non andrei mai a proporre fin da subito o immediatamente un contenuto come questo che io leggo più come un contenuto commerciale. Cercherei di creare un percorso di avvicinamento e d'altro canto poi cercherei di mirare la città giusta perché forse in quella città, come ha detto qualcuno nel gruppo, Makoto è già nota, già risuona e quindi è più facile cercare di ingaggiare nuovi iscritti, nuovi adepti delle arti marziali da trascinare all'interno di questi corsi anche nella formula online. Se poi mi voglio espandere fuori, devo creare l'autorevolezza, ma a Trieste per dire forse Possi, Popopò giocano facile, no? Perché se qualcuno già li conosce è più immediato. Abbiamo rifrizzato Paolo. Mi senti Silvia? Sì, io Ok, ti sì, sento. mi sono perso un po' le tue ultime parole. Dicevo di Non so se lavorare si di sente, autorevolezza, di se lavorare mi di contenuti. vedete. Purtroppo continua a saltare tutto. Vedo. Dicevo di lavorare anche di immagini e video che però abbiano un formato che è Mi senti visibile su Silvia? Facebook. Guardate che... Mi senti? Mi senti Paolo? Ditemi se mi sentite, che se no io vado avanti. Mi senti Silvia? Sì, io ti sento. Tu mi senti? Ah, mi è partito Paolo. Ok, devo prendere le fila. Ok, visto che a me che riuscite a sentirmi, vediamo se Paolo si riconnette. Vi dicevo, cercare anche di usare dei contenuti. Oggi non è così impossibile riuscire a capire quali sono i formati video e foto che sono leggibili su Facebook. Anche facendosi un po' l'occhio su quello che si vede degli altri, ci si può fare un'idea di quello che funziona o no. Ma qual è l'immagine che potrebbe dimostrare, rappresentare tutto ciò? Perché è vero che un computer con delle immaginine, per carità, può anche essere utile, ma può anche essere utile avere, per esempio, il maestro che mi mostra delle cose. Potrei anche cercare di fare delle classi, per esempio, gratuite inizialmente, qualche piccola dimostrazione di qualche mossa, cioè proprio per anche dire, tornando al limite, ma se io mi devo avvicinare a nuove persone o a persone che magari mi conoscono, quindi rimanendo su Trieste, e dire, ok, devo dimostrare che è possibile avvicinarsi a questa pratica. Magari in palestra ti potevi anche, che ne so, vergognare di essere un pochino poco elastico, poco dinoccolato e aver paura magari di confrontarti con gli altri. Adesso sei a casa, sei dietro uno schermo, volendo puoi anche spegnere per momentaneamente la telecamera, quindi potresti provare senza la paura, la vergogna o l'imbarazzo. Ebbene, per fare questo devo farti prima provare l'esperienza, quindi magari potrei proporti di fare qualcosa di pratico, semplice e creare anche una sorta di gioco o di challenge come quella che stiamo facendo io e Paolo su questo tema per avvicinarti a questo articolo. Insomma, si può spaziare con la fantasia proprio giocando anche sui pesi e le misure delle difficoltà di promuovere un corso online, ma soprattutto poi serve un testo introduttivo a sti post, cioè mettere un post così senza spiegare nulla prima, senza cercare di
raccontare cosa c'è dietro, con poche righe anche, non è che servano dei poemi, però delle righe molto mirate che dicano quantomeno oggi è possibile fare arti marziali anche online, bastava anche una cosa di questo tipo, o noi siamo gli esperti delle arti marziali online e comunque per il budget che poi si investe su Facebook è sempre bene iniziare proprio dalla propria nicchia. Continuate a scrivere che sta scuola è ipernota a Trieste, ha voglia, insomma, Trieste non fa 2 abitanti, non ne fa milioni, però potrebbe fare comunque una schiera di abitanti interessante per raggiungere un pubblico che è significativo per una scuola di questo tipo. Paolo, ho dato qualche spunto, soprattutto su Perfetto. Io mi avvicinare il sono contenuto, fatto un sì. po' di pezzi, non so se hai magari accennato al processo d'acquisto, no? A questa cosa che appunto, ricollegandomi a quello che dicevi prima, no? Magari del pakistano che arriva con l'ombrello quando sta piovendo, il processo di acquisto dell'ombrello quando sono fuori dalla stazione e sono senza ombrello e c'è una persona lì pronto a vendermelo è diverso, no? Da chi è magari interessato a praticare, appunto, a entrare in una scuola di karate. Quindi in questo caso loro stanno cercando di vendermi l'ombrello, no? Quando magari in realtà non sta piovendo e fuori c'è il sole che spacca le pietre, ok? Più o Direi meno che stanno cercando di vendere l'ombrello ai Caraibi, no? O nel ecco, deserto praticamente. esattamente. Quindi una cosa che vi consiglio sempre di fare è quella di cercare di pensare, immedesimandovi adesso nella vostra attività, no? Anche per scollarci un attimo da sto karate, pensate alla vostra attività e al processo di acquisto che fa il vostro cliente per acquistare il vostro servizio, il vostro prodotto. Il processo di acquisto, voi pensate magari quando compro un pacchetto di caramelle il processo di acquisto non esiste perché compro le caramelle. In realtà anche lì c'è un processo di acquisto, è velocissimo perché sono al supermercato, sono alla cassa, le vedo, le compro, ma è comunque un processo di acquisto che sto seguendo. E anche nel vostro caso c'è un processo di acquisto che fanno i clienti. Quindi cercate di andare a capire quali sono le informazioni magari di cui ha bisogno il vostro cliente per fare una scelta o meno. Sa già se deve fare, sente già il bisogno di acquistare il vostro prodotto o il vostro servizio o è inconsapevole e in qualche modo bisogna avvicinarlo a questo bisogno, ok? Quindi cercate di fare questi ragionamenti, anche perché da qui va creata poi tutta la strategia, cosa che a me Silvia piace tanto, prima di pensare agli strumenti, a Facebook, a Instagram, a TikTok, si parte sempre dalle fondamenta, no? Dal progetto. Quindi pensate a tutto il processo che fa il vostro cliente, poi da lì andate a creare, a pensare agli strumenti da utilizzare, i contenuti da creare, eccetera, eccetera, e vedrete che la cosa sarà molto, molto più semplice. Un'altra cosa che volevo aggiungere, per capire anche che tipo di contenuti possono essere interessanti per i vostri clienti, no? O per i vostri potenziali clienti, è quello di chiedere, cosa che nessuno fa mai, non l'ho mai visto fare a nessuno, cosa che noi abbiamo sperimentato con recensione ok, il tablet che magari qualcuno lo sa, davamo ai ristoratori, adesso purtroppo la cosa è un attimo in sospeso. Noi abbiamo creato questo strumento che i ristoratori davano ai clienti al termine del pranzo della cena per ottenere delle informazioni preziosissime da questi clienti. Quindi come hanno scoperto il ristorante, come valutano il servizio, il conto, l'ambiente, la location, eccetera. Si è perso Paolo. L'abbiamo riperso. Dai che sta ritornando. Ah, ok, vado avanti io, mi riaggancio, poi magari lui vi dirà di nuovo questa cosa, vediamo. Ma quello che vi diceva, poi vi racconterà lui meglio di recensioni, ok, ma quello che poi mi riaggancio io a dirvi è che il peccato,
quella che è l'occasione perduta di questo contenuto, che poi gira da un po', perché se guardate il post, se andiamo a vedere qui è del 27 aprile addirittura, quindi è da un po' che gira questa cosa, fatta un po' male, perché poi anche i risultati lo dimostrano, poi c'è da vedere ovviamente i click al sito web, però è molto limitata, è che più di qualcuno poi sotto nei commenti scrive, potrebbe anche essere stato stimolato dalla scuola stessa, però scrive delle recensioni positive, scrive dei commenti positivi, serietà, solidità di contenuti, professionalità garantite. Io mi auguro di non andare a vedere il nome di questa, no, è una grafologa che abita a Trieste, quindi perché forse, boh, spero che sia solamente un'allieva e che non sia uno dei commenti positivi scritti da qualcuno degli insegnanti. Non fatelo mai, vero? Non autocommentatevi o autoincensatevi. Però se io guardo qui sotto i commenti, ci sono dei commenti buoni che potrebbero essere stati spesi in realtà, tipo una Nevia che non sembra nemmeno una ragazzina, che avrebbe potuto tirar fuori una testimonianza e avremmo potuto giocarci quella testimonianza per dire in sponsorizzazione. Paolo, sei tornato, stavi dicendo su recensioni, ok, io non mi sono bruciata quello che volevi dire tu su Oh, quello che chiedevi con il tablet, quindi vai, ho solo ok, detto dell'occasione mancata di tutti di alcuni bei commenti che potevano essere sinonimo di recensioni positive. certo. E si ricollega comunque a quello che dicevamo. Scusate per la connessione, stasera va così. Dicevo, voi potete ottenere una marea di informazioni preziosissime dai vostri clienti per sapere cosa comunicare ai potenziali clienti, no? Dato che spesso tanti ci dicono io non so mai cosa pubblicare sui social, non so come fare dei post coinvolgenti, eccetera. Voi potete andare a chiederlo direttamente ai vostri clienti, no? Come stavo dicendo prima, con recensione ok, tanti ristoranti appunto hanno ottenuto una marea di spunti, di consigli, di anche critiche spesso costruttive dai loro clienti per capire quali possono essere i contenuti che interessano a questi clienti, che attirano questi clienti, no? Ho fatto altre volte l'esempio di di un'hamburgeria, no? Che qui a Vicenza, che ha scoperto un filone, ha scoperto, insomma, ha capito che molti clienti erano attenti alla questione climatica, diciamo, della biosostenibilità dei prodotti, eccetera, eccetera. E siccome loro davano le birre nei bicchieri di plastica, che in realtà non era plastica, ma era bioplastica, non so come si possa Ma definire. per di quelle cose lì, sì. Ecco, tanti clienti nelle note, no, che scrivevano nel tablet, nei consigli, dicevano: cacchio, mi state dando una birra che costa comunque 5-6 euro in un bicchiere di plastica, non è proprio il suo, no? Uno dice, però l'errore che facevano loro era di non far capire al cliente in modo chiaro e lampante che quei bicchieri non erano di plastica, ma erano appunto in un materiale riciclabile, cosa che comunque per i loro clienti era un elemento molto molto positivo. E da lì hanno capito che comunicare meglio queste cose era anche un elemento di attrazione verso i clienti che sono attenti alla sostenibilità dei prodotti, eccetera, eccetera. Quindi una cosa che io consiglierei anche a questa scuola è di fare una bella survey, quindi un sondaggio, un questionario da inviare ai clienti. Vabbè, adesso magari non ci si può vedere di persona, ma potete farlo anche cartaceo con delle domande per capire, per ottenere informazioni su come ragionano anche i vostri clienti. Io gli chiederei, ma cos'è che ti ha avvicinato alla nostra scuola? Quali sono le paure che avevi prima di iscriverti al nostro corso? Cos'è che che ti stimolerebbe non so, a far parlare del nostro corso di karate ai tuoi amici? Ok? Cosa Chiedetelo ti ha direttamente ai convinto a vostri clienti, così partecipare con sapete. noi? Cosa ti ha convinto a Esatto, partecipare? esatto. In questo modo avete una marea di potenziali contenuti che potete andare a creare e spingere sui social, invece di dirmi vieni a frequentare il nostro corso di karate che detta così non serve una mazza. Tu dovresti dirmi in questa fase in cui non ti conosco perché io dovrei venire a frequentare il tuo corso online di karate, dovresti darmi delle motivazioni, non solo dirmi
ci sono 9 maestri, 10 discipline, unisciti a noi. Cosa vuol dire? Non è uno stimolo interessante per me, no? Sì, Questo, verissimo. questo è quello che io farei, ecco, in questa situazione. Benissimo. Ci sono poi tanti spunti, tra cui ultimo, e non ci entro, anche qual è la pagina di atterraggio, ad esempio, che proponiamo di fronte a una campagna di questo tipo, perché questa campagna dice sign up, cioè iscriviti, va bene, scusate, io ce l'ho tradotto in inglese, e se io clicco, dove finisco? Io finisco sulla pagina principale del sito. E cosa succede? Che lì ci devono essere le informazioni essenziali rispetto alla promessa. Cioè, se questo mi promette iscriviti, io dovrei arrivare lì e in un attimo potermi iscrivere, perché se mi hai convinto e sono arrivata a cliccare, dovrei trovare proprio quella risposta all'intenzione che ho io. Ebbene, visto che siete nel gruppo, vi invito ad andarla a cliccare, perché non voglio cliccarvela qui, e a fare anche un'ulteriore analisi di dove atterrate rispetto a un'aspettativa. Ammesso che questa fosse una campagna fatta bene, ammesso che avesse tutti i sacri crismi per convincerci a fare quel click e a dire mi informo, voglio saperne di più, forse voglio... Quindi immaginiamoci che fosse perfetta nella forma, cosa succede quando vado lì? Andatevela a vedere, perché non voglio spoilerare di più, anche perché Paolo, abbiamo sforato un'altra volta coi tempi, Sì, come al solito. come al solito, non c'è... Siamo troppi, troppi Se non è contenuti. il dire delle cose, è la rete, porca miseria, Eh, che ci fa un po' andare. Io dico solo un'ultima cosa, magari poi se vuoi aggiungere qualcos'altro, ma appunto non andrei troppo lungo. Una cosa che appunto dovete anche considerare nelle campagne pubblicitarie sui social, cosa che spieghiamo appunto nel corso, è che il cliente come dire, chi di voi ha mai sentito parlare di remarketing, retargeting o cose di questo tipo? Che tradotto significa, presente quando voi andate su Amazon per comprare l'aspirapolvere e poi questo aspirapolvere ve lo trovate su Repubblica, sul sito, che ne so, di qualsiasi altro tipo, no? Vedete le pubblicità dello stesso aspirapolvere che avete visto su Amazon, questo si chiama retargeting, no? Vuol dire che una volta che il cliente è venuto in contatto con voi, potete andare a riprenderlo in qualche modo, no? Perché un conto è vedervi la prima volta, un conto è vedere la stessa azienda magari da un altro angolo, una seconda volta, poi una terza, poi una quarta. Quindi potete pensare di creare un rapporto col vostro cliente anche a piccoli bocconi, tra virgolette, no? Quindi la prima volta gli mostro un piccolo contenuto che non è pubblicitario, è un contenuto che può essere interessante per quel cliente, no? I benefici del karate, dato che lavori in smart working, sappi che il karate ti dà dei benefici perché, cazzo ne so, ti fa passare Scioglie il la mal di schiena schiena. perché siamo tutti seduti, no? Questo potrebbe essere un contenuto che non è pubblicitario, ma mi sta dando delle informazioni e intanto ti ho messo lì la pulce, ok? Poi domani ti rifaccio vedere un altro post, un'altra pubblicità dove ti spiego, ma sai che invece di fare il karate si può praticare anche da casa e non solo, diciamo, fisicamente insieme ad altri, perché per questi motivi. Ok, quindi vari piccoli step che avvicinano, accompagnano gradualmente il cliente a poi fare l'azione che a voi interessa, che può essere l'acquisto, eccetera, eccetera. Quindi dovete pensare anche a queste cose, non quindi solo la promozione mordi e fuggi, buttata lì, aggressiva, come fanno la maggior parte delle persone. Esatto. Ok? Ricordatevi che è importante, perché sennò buttate via i vostri soldi e non è bello, perché poi Pacchi, Facebook pacchi in un di attimo ve soldi. lo brucia il budget, perché è un attimo che con un click spendete qualche centesimo e dai un centesimo, dai due, ma non portate risultato. Magari vi viene fuori anche che Facebook vi dice che hanno fatto in tanti click. Sì, però poi qualcuno si è iscritto, qualcuno ha comprato, qualcuno è veramente diventato un cliente, quindi vi ha dato quello che serve, no? Perché poi la pubblicità serve a questo. E quindi, compitino per domani, vi andate a vedere le vostre belle campagne, se qualcuno ne ha di attive,
e fatevi le domande che vi ha tirato fuori Paolo prima, vi ho tirato fuori anch'io, cioè sto veramente raggiungendo persone che sono interessate e con quale messaggio? Posso scaldarle prima? Posso essere in grado di dare informazioni che fanno pian piano avvicinare al mio brand, alla mia azienda, alla mia attività, quello che offro come servizi, senza spingere la vendita su qualcuno che poi di fatto non è veramente interessato, oppure ha bisogno di un tempo per interessarsi, ha bisogno di capire prima determinate cose. Ecco, chiedetevi queste cose, oppure se non avete ancora le campagne, volete piuttosto che buttare via i soldi, cimentarvi con noi, fare pratica, eccetera, allora andatevi intanto a vedere quelle degli altri, perché è anche bello stimolare il dialogo e che iniziate a chiederci: ma perché quell'azienda ha fatto così? Perché quest'altra ha fatto così? Facciamoci le domande, la curiosità è una delle cose più belle che abbiamo per poter non fare cavolate e poter investire veramente bene poi i nostri soldi in campagne pubblicitarie su Facebook o altri canali che possono funzionare per noi. Per cui ci vediamo domani Io sera, Silvia, giusto? spero che tu mi stia sentendo perché non ti sento benissimissimo. Mi senti Silvia, giusto? Spariti dicono. Io No. ti sento. Io ti sento. Tu mi senti? Ok. Allora, appuntamento per domani sera, sempre alle 9 qui nel gruppo per il prossimo esercizio della nostra challenge. Lo svegliamo già cos'è l'esercizio, Silvia, o lo teniamo per domani mattina? Beh, ma mi sa che qualcuno forse... Ah, perché giusto, perché tu hai oscurato tutto, tiri fuori solo quello giusto. È Possiamo tutto dire che oscuro. inizia per W? E finisce con WhatsApp. Con up? Dai, Domani diamo sera, quello visto che è sabato sera e siete tutti pronti ad andare in discoteca perché siamo tutti liberi di poterci muovere, abbiamo detto facciamo qualcosa di un pochino più movimentato. WhatsApp. WhatsApp. Domani sera vi spieghiamo qualcosina, Facebook, WhatsApp, eccetera, eccetera. Ok, io volevo intanto, come vi avevo promesso, darvi qualche info al volo sul corso. Allora, le vendite sono aperte da questa sera e chiuderanno il 30. Se vi collegate a questa pagina, appunto locallab.it/corso, vedete questa pagina dove sono adesso, e qui appunto potete acquistare la prevendita. Come vedete, avete 6 giorni a disposizione se vi interessa, insomma, capire questo mondo delle campagne su Facebook, social, Instagram, eccetera, eccetera. Qui ci sono tutte le informazioni che abbiamo preparato per voi. Poi nel corso dei giorni magari vi daremo qualche dettaglio in più. Chi intanto sa già queste cose, sa già come, ha già visto magari i nostri altri corsi e non ha tanto bisogno di leggere queste cose perché si fida di me, Silvia, eccetera, qui potete acquistarlo direttamente. Come vi dicevo, ci sono 2 biglietti, c'è il biglietto base e il biglietto premium. Il biglietto base costa 147 anziché 197 perché il prezzo aumenterà il 28, che è, quando è il 28? Settimana prossima, quindi venerdì Settimana prossimo. prossima. Ok? Quindi fino a venerdì costa 147, poi aumenterà a 197. Invece il premium costa appunto 197 anziché 297, quindi qua risparmiate 100 euro. Qual è la differenza? Allora, nel base, oltre appunto al videocorso di 4 ore, belle dense, avete appunto l'accesso al videocorso da PC, tablet o telefono, quindi vi mandiamo l'accesso al video e potete rivederlo chiaramente quante volte volete, quando volete, dal dispositivo che volete, eccetera, eccetera. Quindi questo è il base. Invece il premium, quello che ha in più, è per chi magari vuole pagare in contanti alla consegna. Siamo, come dicevamo con Silvia, uno dei pochi, se non l'unica realtà che fa dei corsi online che si possono pagare alla consegna. Penso Con di non contrassegno, aver mai visto esatto. una cosa di questo tipo col contrassegno, però l'abbiamo pensato anche di darvi anche questa possibilità, anche se a noi costa di più perché va spedito effettivamente qualcosa, il contrassegno costa, quindi abbiamo detto diamo anche questa possibilità perché
col calendario social ci sono stati parecchi di voi che hanno scelto come metodo di pagamento il contrassegno, lo abbiamo detto, diamo questa possibilità anche per questo corso. Vi arriverà quindi una chiavetta USB, ok, quella da infilare nel PC, oltre anche all'accesso diretto, diciamo, al corso, avete anche la chiavetta USB, quindi se volete collegarlo alla TV o che ne so, al PC, quello che volete, avete anche questo. In più avete anche il bonus, questo bonus importante, il corso 8 ore che abbiamo fatto con Silvia, marketing base per attività locali. Questo è stato veramente una bomba per chi lo ha già seguito. Ok, quindi quello che dovete fare è appunto cliccare su questi due bottoni e seguire le istruzioni. Dovete solo inserire i dati di fatturazione e poi insomma la prevendita è acquistata. Il corso vi arriva il 30 di gennaio, vi ricordo questo. Il videocorso sarà inviato il 30 di gennaio. Esatto. Ok, detto questo io non ho altro da aggiungere, Silvia, se tu No, hai altro. qualcuno ha domandato, scusami, ma perché vedevo la domanda di Barbara, che Sì. diceva, ma vale anche per l'online? Allora, non esiste, ragazzi, la pubblicità su Facebook differenziata a livello pratico tra online, offline o meno, cioè ci sono degli strumenti in più per l'online e l'offline, ci sono delle strategie in più per l'online e l'offline, ma i concetti di base, il come fare bene, il come collegare un sito, il come scegliere i pubblici, il come fare bene i post, il come gestire il business manager, di base sono comuni a tutti, perché non è che esiste un Facebook Ads per e-commerce e un Facebook Ads per attività locali, è il concetto strategico che sta dietro a questo e lo vedremo e vedremo anche come supportare alcuni di voi con degli esempi pratici tra chi sta cercando di approcciare anche l'online o chi sta cercando di vedere alcune dinamiche dell'online che sono pratiche per iniziare anche a scandagliare il terreno e a vedere se può vendere con fuori dal negozio ai propri clienti, perché comunque molti di voi oggi si stanno cimentando anche con la vendita più dinamica, chiamiamola. Mi verrebbe da chiamarla vendita dinamica, Paolo, la ribattezziamo vendita dinamica, perché è una vendita omnichannel ormai, scusami, è una vendita no, dove magari Dinamica mi piace. non, il negozio sotto casa che ho io di abbigliamento in realtà ti fa prenotare i vestiti via WhatsApp, te li vai a ritirare, te li provi a casa, poi loro li sanificano ed evitano che ci sia il continuo cambio in camerino, eccetera, eccetera, per dire te li lasciano una settimana. Grande atto di fiducia, ma essendo un'attività di quartiere ha fatto anche questo. E si può promuovere anche questo tipo di vendita, per esempio, per cui dall'e-commerce ad altro. I concetti di base a noi interessa la parte veramente di strategia, che diventi qualcosa che quando guardate quella piattaforma sapete cosa fare, sapete come muovermi. Anche lo affidaste fuori, doveste analizzare i dati di chi ve lo fa, cavoli, sto capendo quello che mi dicono. Non è una cosa nuova. Certo. E aggiungo solo una cosa, ragazzi, scordatevi o allontanatevi dall'idea che l'offline sia separato dall'online ormai, perché più di qualcuno pensa che i clienti ragioni a compartimenti stagni, no? Quindi se mi vede su Facebook non sa che esisto magari realmente o cose di questo tipo, quindi non fate questi ragionamenti. Offline e online sono sempre più, cioè non sempre più, ormai lo sono da mo' ormai. Sono interconnessi, quindi il cliente, come dice Silvia, fa l'ordine su WhatsApp, viene a ritirarlo in negozio, vede la tua recensione su Google, ti chiama, passa davanti al tuo negozio, guarda le recensioni su Google, ok, quindi è tutto un mescolamento del genere e non ha minimamente senso separare offline e online, quindi la realtà, tra virgolette, concreta dal digitale, è una cosa interconnessa. Barbara, vedo che scrive... Sì, allora magari Barbara ti dico, scrivimi in privato che così o scrivici sulla pagina Abbiamo Local Lab, Barbara per collegatevi anche alla quello. pagina Local Lab, poi vi mandiamo il link, ci scrivete sulla pagina così io e Paolo, se avete delle domande specifiche, richieste, possiamo rispondere ai vostri dubbi anche pratici, perché Barbara ha una cosa specifica e quindi approfondiamo proprio quel tema lì. Sì, Ok? Barbara ha un e-commerce, quindi un sito di commercio elettronico, non ha una attività fisica, un negozio, ecco, diciamo, non ce l'ha più, almeno una volta mi sembra ce l'avesse. Ok, Comunque ti spieghiamo tutto direttamente. esatto. Bene,
A Siamo domani andati allora a sto punto. lunghissimi, vabbè lasciamo stare. Lunghissimi, top. Grazie a tutti quelli che ci Topissimo. hanno seguito, siete sempre bravissimi, gentilissimi tra Grandi, l'altro. grandi, E grandi, grandi. ci vediamo domani sera, ma ci si può presentar con la birra domani sera che è sabato o no, vero? E io verrò in kimono con la birra allora. Va bene. Birretta, Okay, sì, domani birretta o vino bianco, dai, va non bene. esageriamo. Un vinello, facciamo aperitivo delle 9. Va bene, okay. Grande. Okay, A grazie a domani. tutti. Ciao A ragazzi, buona domani. serata. Ciao, ciao. Ciao.